Oggi un congresso, la Confilcams della CGIL, per rivendicare le idee partecipazione e contrattazione. Ecco, in dettaglio quali saranno gli argomenti che affronterete? Oggi siamo al rinnovo delle nostre cariche sindacali, siamo qui riuniti proprio per dare spazio ai lavoratori e dare voce ai lavoratori in uno stato di crisi assolutamente disarmante che l'Italia in questa fase sta vivendo. Dapprima la pandemia, oggi una crisi energetica condizionata da una guerra che nessuno vuole e che tutti rinneghiamo. Siamo qui a dare parola a quel mondo del lavoro dimenticato dalla politica e dalle istituzioni in generale. Siamo qui a rivendicare il diritto di un piano politico che faccia breccia sul lavoro, sull'economia territoriale, che dia spazio ad ogni azione atta a creare un progetto comune. Com'è la situazione a livello regionale? Oggi da Agrigento si analizza la nostra provincia, ecco, ma regionalmente che dato ci può dare lei, segretario? Ma in realtà il dato non è sicuramente confortante, anche perché le politiche regionali hanno fatto in modo da frazionare ancora di più i nostri settori, che sono quelli più colpiti. Tra l'altro il turismo è uno dei settori che seguiamo e sicuramente è quello che maggiormente ha sofferto delle politiche inesistenti rispetto al rilancio dell'economia siciliana. Ecco, questo periodo di Covid come si vede, il post-Covid? Ci sono tantissime richieste, però la domanda e l'offerta non si sposano. Ma bisogna capire che tipo di domanda si richiede, perché se ci riferiamo a una domanda dove in qualche modo viene manipolato quello che è il diritto e i salari previsti dai contratti collettivi nazionali, devo dire che diventa una domanda distorta, quindi in realtà siamo di fronte a una situazione in cui noi ci stiamo battendo affinché i contratti collettivi nazionali vengano rispettati e si faccia della buona occupazione. Oggi ad Agrigento per discutere anche su problematiche della nostra provincia, regionali, ma anche nazionalmente. Ecco, qual è la vostra linea di condotta anche verso il governo nazionale, il nuovo governo nazionale? Guardi, noi partiamo che non siamo prevenuti verso nessuno, ma certo questo nuovo governo ha messo in piedi da subito delle politiche che non aiutano il mondo del lavoro, ma che anzi acuiscono le differenze e la precarietà delle persone, acuiscono la marginalità di alcuni lavoratori e lavoratrici, che soprattutto quelli che anche lavorando vivono condizioni di povertà. Questa è la settimana di mobilitazione nazionale che la CGIL insieme alla UIL ha proclamato. Oggi scioperano in 19 regioni, scioperiamo contro questa legge di bilancio perché le nostre proposte vengano ascoltate e perché il mondo del lavoro e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori rientrino finalmente nell'attualità politica e nel dibattito pubblico. I primi passi del governo Meloni insomma sembrano andare in controtendenza con l'abolizione addirittura del reddito di cittadinanza. C'è una forte preoccupazione che il welfare venga smantellato? Guardi, il reddito di cittadinanza, pur avendo tante criticità, era uno dei pochi strumenti che il nostro Paese aveva messo in campo per la lotta contro la povertà. E allora andava migliorato, andava ampliato, ma non certo superato come vuole fare il governo Meloni, perché fondamentalmente vuole fare cassa per fare cosa? Per fare sconti fiscali a chi ha redditi alti, parliamo della flat tax per chi ha redditi lordi fino a 85.000 euro, o addirittura piccoli condoni per chi le tasse le ha evase e non le ha pagate fino in fondo. Quindi si depotenzia e si mette in difficoltà il mondo del lavoro dipendente e pensionati, perché pensiamo un pensionato su 5 avrà un'indicizzazione della pensione più bassa di quanto il vecchio governo aveva preventivato, proprio per fare quest'altro genere di politiche che chiaramente aiutano chi già non ha problemi economici.